Vabbè, diciamo che comunque penso che il portiere loro, Tomarelli, che conosco bene, oggi penso che avrà preso 9 in pagella, quindi questo la può dire abbastanza lunga, ma al di là di questo abbiamo incontrato un gran code, fisicamente sta benissimo, stava su tutti i palloni sia offensivi che difensivi, quindi noi al di là delle mancanze che abbiamo potuto avere, ma queste sono problematiche che hanno tutte le squadre durante l'anno, quindi a noi è capitato oggi con una squadra piuttosto forte come il COD, anzi faccio complimenti perché oggi hanno giocato veramente una grande gara. Niente, non c'ho da recriminare nulla ai miei, hanno fatto la gara che dovevano fare, sicuramente come ho detto prima il portiere è stato abbastanza impegnato, ha parato tutto, oggi stava in vena, ma al di là che la stavamo quasi per riaprire, però alla fine non penso che abbiano rubato nulla, quindi il risultato è giusto così. Guarda, sinceramente dobbiamo continuare su questo passo, devo dire semplicemente che da inizio anno nuovo abbiamo avuto delle mancanze a livello di giocatori tipo febbre, influenza, infortuni e così via, sono stati più frequenti dell'anno 2016, però sono fiducioso, la rosa c'è, i giocatori ci credono, siamo lassù, insomma abbiamo messo 3 punti, quindi abbiamo ancora scontri diretti, cioè, insomma. Dai, ci diamo insomma una bella pacca sulle spalle e ricominciamo da questa partita.